Salve a tutti, vediamo ora come convertire numeri decimali in frazioni. Quindi se abbiamo numeri decimali limitati è abbastanza facile, però io faccio un ragionamento di questo tipo che può aiutare. Quindi subito dopo la virgola al primo posto abbiamo i decimi e al secondo i centesimi, quindi questo 2 rappresenta 2 centesimi e tutto quello che è davanti è più grande, quindi questi sono 22 centesimi. Poi quando si converte in frazione bisogna sempre cercare di semplificare, se si può posso dividere sopra e sotto con 2 e ho 11 cinquantesimi. Poi 0,75 il primo posto dopo la virgola ai decimi, poi centesimi, questo 5 rappresenta 5 centesimi, questo 7 davanti, allora 75 centesimi. Poi posso dividere sopra e sotto con 25 e ho 3 quarti, comunque era intuitivo che 0,75 è 3 quarti. Poi 3,018, allora al primo posto ho i decimi, poi i centesimi, poi i millesimi, questo 8 rappresenta 8 millesimi e tutto quello davanti è più grande, 3018 millesimi. Poi posso dividere sopra e sotto con 2 e quindi ho 1509 cinquecentesimi. Ok, e adesso passiamo ai numeri decimali illimitati periodici, cioè nei quali si ripete qualche cifra all'infinito. Per esempio questo 1,2 poi questo 6 con la riga sopra. E cosa significa intanto? Significa questo 1,2 poi 6, 6, 6, questo 6 si ripete all'infinito. Per trasformare queste in frazioni bisogna usare una regola. La regola è questa: si prendono tutte le cifre 1, 2, 6 meno, si sottrae cosa? Le cifre che non si ripetono, qua 1, 2, e si divide, allora qua sotto si mette tanti 9 quante sono le cifre che si ripetono, c'è una cifra che si ripete, tanti zeri quanto le cifre che non si ripetono, ma attenzione, dopo la virgola, solo dopo la virgola, e qui abbiamo dopo la virgola una cifra che non si ripete, mettiamo un 1, 0 qua. Poi qua sottraiamo e ho 114 novantesimi. Sempre, se si può, bisogna semplificare la frazione, e visto che qua abbiamo sempre qualcosa come 9, 90, insomma questi qua sono divisibili con 3, 9 spesso, allora per fare la divisione dobbiamo spesso verificare che se è divisibile con 3 o con 6 quello che abbiamo sopra, scusate, se è divisibile con 3 o con 9, e per fare questo si usa una regoletta, si sommano le cifre, 1 più 1 più 4 fa 6, 6 è divisibile con 3, allora anche 114 è divisibile con 3. Questa regoletta funziona solo con 3 e con 9 comunque. Allora, questo numero è divisibile con 3, questo sì, ovviamente sì, e poi vediamo anche che sono entrambi pari e quindi sono entrambi divisibili anche con 2, sono divisibili con 3, con 2, sono divisibili entrambi con 6. Allora si fa la divisione: 114 diviso 6 trovo 19, 90 diviso 6 trovo 15. Facciamo altri esempi per chiarire meglio. 0,24 e poi 36 che si ripete, significa questo: 0,24 poi 36, 36, 36 così avanti, no? Si prendono tutte le cifre 2, 4, 3, 6, si sottrae cosa? Quelle che non si ripetono, 2, 4, e si mette qua denominatore, allora 2 numeri 9 perché ho due cifre che si ripetono, e poi 2 numeri 2 zeri perché ho dopo la virgola ho due cifre che non si ripetono. Ok, qua sottraggo, trovo questo, e sempre dobbiamo cercare di dividere il più possibile, semplificare il più possibile la frazione. Facciamo come prima, sommiamo le cifre: 2 più 4 fa 6, più 1 fa 7, più 2 fa 9. Va bene, quindi questo numero è divisibile con 9. Però sono anche entrambi pari e quindi sono divisibili entrambi anche con 2. E quindi sono divisibili entrambi con 18. Allora divido sopra con 18 e trovo questo, divido sotto con 18 e trovo questo. Sì, comunque una volta trovati questi risultati, per verificare, se volete verificare che siano corretti, fate la divisione. Volendo anche con la calcolatrice potete fare la divisione e vedere che trovate questo. Va bene.
Allora, facciamo ancora qua 1,369, si ripetono le cifre 369, significa questo 1,369, 369, 369 e così avanti. Mettiamo tutte le cifre, 1,369 meno quella che non si ripete 1, poi ho tre cifre che si ripetono, metto 999 e dopo la virgola non ho alcuna cifra che non si ripete, quindi non metto zeri, uno non si ripete, sì, però è prima della virgola, quindi non metto alcuno zero lì. Adesso qui sottraggo, trovo questo, di nuovo sommo le cifre, 1 più 3 fa 4, 4 più 6 fa 10, 10 più 8 fa 18, quindi questo è divisibile con 9. Sì, vabbè, anche, questo anche con 2, no? Quindi, però 999 non è divisibile con 2, quindi divido solamente con 9. Trovo 152 su 111. Vediamo ancora questo ultimo esempio. Allora, qui prendo tutte le cifre, 5. Dovrei sottrarre le cifre che non si ripetono, ma qua ho solo 0. Cosa faccio? 5 meno 0, ci lascio 5 e sotto metto soltanto un numero 9 perché ho una cifra che si ripete, 5 noni. L'ultima cosa che devo dire è che questa regoletta su come si trasforma questi numeri in frazioni deriva da cosa? Dalla somma della serie geometrica che ho spiegato in un altro video. Lì più in generale si somma una quantità infinita di termini e poi quello si può applicare a questo e si trova questa regola. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.